c'è una strana perdita d'acqua ad Agrigento che continua ad allagare la strada. Parliamo della via Restivo a San Leone. Da diverse settimane, tutte le volte che viene erogata l'acqua, il liquido si riversa come un fiume lungo l'arteria. Stando a quanto riferito da Girgenti Acque, il problema sarebbe stato già risolto e qui nasce il mistero. Perché l'acqua continua a bagnare l'asfalto, o meglio quello che rimane dell'asfalto, visto che stiamo parlando di una strada, la via Restivo, piena di buche. Ieri sera sul posto, nel corso di un sopralluogo effettuato da Girgenti Acque alla presenza di un responsabile della società, è stato accertato che la nuova perdita non sarebbe da addebitare ai turni di distribuzione, anche perché proprio a quell'ora non vi erano valvole aperte. E allora rimane la domanda: da dove arriva l'acqua che continua ad allagare la via Restivo?